Terza corsa, premio Spedizione dei 1000, dotazione della corsa 5.500 euro. È una corsa sul doppio chilometro riservata ai cavalli europei di 3 anni, vincitori da 1.000 a 6.000 euro in carriera. La macchina è davanti alle tribune, sta per raccogliere i concorrenti e adesso andiamo a conoscerli uno per uno. Sono ovviamente 2 file e i primi 6 partono con Iridium Phil con Alberto Garruto. Il numero 2 Incanto Adri con Adrian Gioni. Il numero 3 Icaro Risaia TRGF con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Il numero 4 Incanto Black con Tommaso Gambino. Il numero 5 Ismael del capitano Andrea Vitagliano. Il numero 6 Y Wise AS con Marco Stefani. La seconda fila è per il numero 7 Icaro Mo con Davide Angeletti. L'8 è Iceberg Yes con Mattia Spanò e 9 Italia d'Alvio con Salvatore Valentino. Accelera la macchina al termine della piegata che ha introdotto alla retta delle scuderie. Un cavallo perde la partenza, Ismaele del Capitan, la macchina stacca, davanti a tutti ci va Icaro Risaia TRGF VP dell'Annunziata che sostiene l'attacco di Incanto Black che rimane comunque a destra. I due provano a trovare una sistemazione e infatti prova ad parcheggiare in seconda posizione Incanto Black, poi cambia idea e torna a destra di Icaro Risaia TRGF. Tutto questo mentre si arriva ai 200 metri. Numero 8 Iceberg Yes squalificato. Tommaso Gambino sembra prendere la meglio quando siamo ai 300 metri dalla partenza ed è così proprio il numero 4 Incanto Black è davanti a tutti, quindi precede Icaro Risaia TRGF, poi una pariglia con Iridium Phil e Y Wise AS, 30 spaccati per i primi 400 metri, seguono gli altri cavalli in fila indiana. In terza posizione abbiamo appunto visto Iridium Phil e poi dietro di lui Incanto Adri e gli altri incominciano a muoversi anche per linee esterne. 600 metri in 46,2 con Incanto Black che precede sempre il numero 3 di Icaro Risaia TRGF, è arrivata alla sua destra Y Wise AS e diciamo che ci sono 3 concorrenti che sicuramente sono attesi dal pubblico per una prestazione rilevante. Altri 200 metri passati, 14,8 e la situazione rimane abbastanza stabile, cristallizzata nelle posizioni che si sono definite in questa prima parte di gara e si arriva adesso al chilometro passato in 1,16,7 e quindi andiamo nell'ultimo chilometro passando davanti alle tribune, nulla muta, nulla cambia. Nelle ultime 2 posizioni vediamo Incanto Adri, alla sua destra Italia d'Alvio, ma davanti a tutti c'è sempre Incanto Black, 14,8 per la retta delle tribune. Entriamo ora negli ultimi 800 metri. Nessuno tende a forzare l'azione, neppure il numero 6 di Y Wise AS che sembra attendere il momento più propizio per lo speed. Altri 200 metri in rallentamento, 15,4 per quella che era la penultima piegata. Nessuno muove, nessuno azzarda la prima azione, quindi si arriverà sicuramente a un momento dello slancio definitivo che potrebbe essere questo, perché Incanto Black prova ad accelerare quando entriamo nei 400 metri finali. C'è un 14,9 della retta delle scuderie, ma sicuramente c'è stata un'accelerazione nella parte terminale, prende un po' di vantaggio Incanto Black, prova a venire a destra Icaro Risaia TRGF e quindi rimangono in 2 a giocarsi la vittoria. Si chiude la curva, 15,6, non particolarmente veloce, prova a sostenere Incanto Black, il proprio driver Tommaso Gambino prova ad attaccare Icaro Risaia TRGF, ma vince comunque il numero 4 Incanto Black con Tommaso Gambino, 1,16,2, 2,32,1 per quello che erano il doppio chilometro percorso dal vincitore, quindi Incanto Black, Tommaso Gambino alla guida per Francesco Alessandrini, la proprietà di Giuseppe Lorè per questo maschio di 3 anni, figlio di Nesta F e Principessa Amati, che si aggiudica la terza corsa davanti al numero 3 Icaro Risaia TRGF. Poi dietro di loro troviamo il numero 1 di Iridium Phil e il numero 9 di Italia d'Alvio. Per l'ultima posizione della quinta il numero 6 Y Wise AS.